Lo zafferano è una pianta molto resistente, resiste anche a 20 gradi sotto zero. Viene coltivata fino ai 600-800 metri di altitudine e si adatta benissimo soprattutto nelle zone il cui clima consente delle estati con dei picchi di temperatura media intorno ai 25 gradi e una piovosità che non supera i 40 mm. Quindi queste sono le condizioni ideali che vi sono nella Sardegna centrale. Per quanto riguarda le esigenze pedologiche, lo zafferano si adatta a tutti i tipi di terreno, però chiaramente si adatta meglio nei terreni di medio impasto e soprattutto devono essere dei terreni dove non vi sia ristagno idrico. Quando dobbiamo preparare il terreno per l'impianto, dobbiamo dare una sistemazione superficiale per fare in modo che non vi sia del ristagno idrico. Dobbiamo poi fare una aratura non troppo profonda, intorno ai 40 cm, e dobbiamo farla seguire da una leggera fresatura e da una solcatura del terreno. Non vi sono degli studi per quanto riguarda le esigenze in fatto di concimazione per quanto riguarda lo zafferano. Però si è notato che beneficia molto di una buona concimazione organica nell'ordine di 300-400 quintali di letame a ettaro che deve essere fatta nell'autunno precedente a quello dell'impianto.